Raccolta differenziata ad Agrigento. Nei quartieri di Villa Seta e Monserrato, dove il servizio è partito da poco, sono 500 le famiglie residenti che sulle complessive 2600 non hanno ritirato gli appositi diversi contenitori per la spazzatura. E sono adesso proprio queste famiglie a rischiare d'ufficio una contravvenzione, perché i rifiuti, queste famiglie, da qualche parte dovranno pur gettarli. Il momento della tolleranza è praticamente finito, ha detto l'assessore comunale all'ambiente Domenico Fontana. Il servizio di raccolta differenziata per le utenze domestiche di Villa Seta e Monserrato è partito e tranne qualche intoppo sta andando bene. C'è però il caso di 500 famiglie circa che non hanno ritirato i contenitori, famiglie che si presume vadano a gettare rifiuti per strada o comunque da tutt'altra parte della città. Ecco, queste persone verranno sanzionate e senza nemmeno il bisogno che vengano colte in flagranza a gettare altrove l'immondizia. Ed il problema non è solo questo. A Villa Seta e Monserrato alcuni dei residenti, anziché lasciare i cestelli davanti al portone d'ingresso delle abitazioni, come ordinanza impone, li calano dal balcone con una corda. Invece da oggi al Via della Vittoria potranno andare a ritirare i cestelli della spazzatura gli abitanti dei quartieri di Villaggio Mosè, San Leone, Zingarello e Cannatello, dove si inizierà a differenziare dal 4 dicembre. Il centro storico ed urbano della città di Agrigento invece inizierà a fine gennaio.